Presidente, primo comitato portuale dell'era D'Agostino, nominato il nuovo segretario, ma non solo. Beh, diciamo che è stato un comitato portuale importante anche perché l'autorità portuale, il commissario D'Agostino, ha dato anche delle linee programmatiche estremamente puntuali e interessanti per il porto. Quindi operativamente abbiamo nominato il segretario, una figura di alto spessore, di competenze e capacità. Io sono sicura che il porto di Trieste farà un salto di qualità notevole. Dall'altra parte, linee programmatiche, dicevo, importanti. Si è parlato evidentemente della sdemanializzazione di Porto Vecchio, si è parlato della necessità di superare la doppia manovra all'interno del porto. Il commissario ci ha detto che deve approfondire le questioni legate alle partecipazioni societarie che, come è noto, ha l'autorità portuale, rispetto alle quali c'era già un lavoro fatto da degli advisor, e poi naturalmente tutte le implicazioni rispetto alla necessaria semplificazione doganale per i prossimi mesi e poi insomma alla volontà di implementare la forza e la capacità del porto di Trieste. Presidente, c'è molta preoccupazione tra gli operatori per quelle mega concessioni bloccate nel porto di Trieste. So che ci state lavorando, ci sono novità? Beh, direi io, diciamo, intanto c'è un contatto diretto tra l'autorità portuale e l'unità di missione presso Palazzo Chigi, che è guidata dal sottosegretario Gozzi. Devo dire che la situazione è monitorata e noi riteniamo, anche perché in questo momento diciamo, ancora non abbiamo avuto indicazioni diverse dalla Commissione europea, che si possa anche ragionare insomma, in modo moderato e sempre con la massima cautela sulla possibilità non solo di venire fuori positivamente dalle procedure intraprese, ma eventualmente di riuscire ad integrare anche con le indicazioni e le osservazioni che arrivassero dalla Commissione europea. In questa prima riunione del Comitato Portuale lei ha delineato la sua visione del ruolo dell'autorità. Sì, una visione che è un misto tra il ruolo pubblico vero dell'autorità portuale, cioè il fatto che comunque si è un soggetto emanazione dello Stato centrale e che quindi da questo punto di vista deve rispondere a un ruolo istituzionale di governo per esempio e di gestione, di buona gestione di quello che è il demanio, perché il demanio è una risorsa, un patrimonio pubblico che deve essere utilizzato al meglio e deve dare il meglio, quindi deve creare valore, deve creare occupazione, deve creare traffico. Quindi questo è il ruolo istituzionale di governo e controllo del demanio che l'autorità portuale deve portare avanti. Dall'altro però il ruolo di un'autorità portuale moderna e innovativa che si propone anche come motore di sviluppo del porto, come motore di promozione del porto a livello internazionale, ruolo che le viene dato anche dalla legge 84-94 e in cui io credo molto.